qual è la situazione attualmente? I lavoratori oggi sono in sciopero, ecco, chi meglio di lei conosce la reale consistenza amministrativa e debitoria del Comune di Porto Empedocle in questo caso? Allora, la situazione a oggi è la seguente, che in cassa non abbiamo nessuna disponibilità in tesoreria, in quanto abbiamo tutta l'anticipazione di cassa già utilizzata, anzi ad oggi addirittura siamo fuori fido, per fare capire alla gente, perché noi abbiamo un fido e lo abbiamo addirittura sconfinato. Abbiamo degli ordini di accreditamento della cassa regionale, per due OA, che in poche parole ammontano a circa 220.000 euro più, euro meno. Questi due ordini di accreditamento, diciamo che per utilizzarli bisogna fare un atto per prelevarli dalla cassa regionale e metterli nella disponibilità di cassa. Io, nella qualità di responsabile del settore, e l'ho detto pure nella riunione della prefettura, io ho detto che siccome non sono sufficienti non sono sufficienti a poter pagare una mensilità ai dipendenti, io ho pensato di tergiversare, di prendere qualche po' di altro giorno di tempo per vedere, come d'altronde avevamo fatto già nel mese di gennaio, per vedere se ci fossero state ulteriori entrate e poter soddisfare magari una mensilità ai dipendenti e possibilmente anche una mensilità alle ditte che potevano dare uno stipendio ai lavoratori del settore della nettezza urbana. Ad oggi siamo fermi sempre a 200 e passamila euro, per cui io non posso, non so che cosa fare. Ho detto al sindaco, il sindaco mi ha chiamato di prelevare questi soldi per dare fronte all'emergenza rifiuti, vedendo di magari dividerli tra Catanzaro e tra le ditte per evitare. Io gli ho detto, come avevo detto davanti al prefetto in sua presenza, che qualora lei, la dottoressa, mi avesse fatto un atto di indirizzo di giunta dove mi indicava le priorità, io prelevavo queste somme e emettevo i mandati di pagamento. Per correttezza devo dire che gli ho detto altresì che la dottoressa, la giunta mi fa questo atto di indirizzo, io eseguirò l'ordine perché non posso non farlo, ma gli dissi, e glielo scriverò qualora mi farà questo atto di indirizzo, che potrebbe essere un atto illegittimo, perché secondo le mie conoscenze ritengo che la priorità assoluta, primaria, quando ci sono delle disponibilità, vada prima al personale dipendente. Io lo prendo queste cose col beneficio di inventario, perché allora facciamo la completezza dell'intervista. Io sono un caposettore, che non l'ho mai fatto il dirigente. A seguito di tutte quelle note vicende che sono succedute, per il fatto del dissesto non può venire nessuno incaricato, io ho dovuto subire questo incarico di dirigente e ho fatto più volte presente all'amministrazione, al segretario, a chi anche ai colleghi, di vedere se si può provvedere a darmi un sostegno, un aiuto anche a scavalco di qualcuno che possa come voglio dire, la figura la possa reggere meglio per competenze, per conoscenze, perché io faccio quello che posso fare, ma essendo che non ho fatto mai il dirigente, la situazione è gravissima, perché, e concludo il discorso, perché ammesso e concesso che noi oggi ci arrivano i 500.000 euro dallo Stato, 1 milione dallo Stato, qualche cosa della Regione, tanti sono le cose da pagare che si stanno arretrando, che riusciremo a soddisfare qualche mese dipendenti, la spazzatura, le cose proprio necessarie. Ma è mettere una pezza, perché poi
per i prossimi pagamenti ci sarà di nuovo lo stesso problema e dobbiamo aspettare, diciamo, altri trasferimenti. Per cui io ritengo, ma l'ho detto davanti al prefetto, che bisogna, qualora, diciamo, si possa fare, qualora, diciamo, ci sono le leggi che lo permettono, noi per cercare di come voglio dire, metterci un po', diciamo, un po' meglio in riga al passo, bisogna che noi ci faccia la cassa un mutuo, un prestito straordinario che chiaramente non ci regala i soldi, che chiaramente dovremmo restituire per poterci mettere al passo, diciamo, e cercare poi di rispettare le scadenze. Perché se noi aspettiamo questi trasferimenti, diciamo, ordinari, tenuto conto che qui c'è molta fame e la gente, diciamo, i tributi li paga con una percentuale molto bassa e quindi, diciamo, non riusciremo mai a risolvere il problema. Quindi parliamo... Mi scusi, l'ufficio da me adesso, come voglio dire, gestito, sta cercando, c'è già una delibera di consiglio comunale che permette una rateizzazione, diciamo, maggiore dei tributi vecchi per cercare di aumentare, diciamo, la percentuale di incasso. Stiamo cercando di fare alcuni provvedimenti, ma non sappiamo, diciamo, poi, per esempio la spazzatura del 2017, per cercare di aumentare la percentuale l'abbiamo spalmata in 7 rate, con la, diciamo, speranza che le persone, arrivando a una bollettina un po' più leggera, possa pagarla e quindi aumentare questo trend. Poi voglio dire una cosa e chiudo, cioè quando arrivano questi soldi è vero che sono alla disponibilità di tutte le cose, tranne però, dimentichiamo una cosa, che però noi lo utilizziamo perché anche quelli sono lavoratori, tranne proprio per la spazzatura, perché il servizio della spazzatura dal 2014-2013 non ricordo bene, adesso è tutto a totale carico del cittadino, cioè quindi c'è la totale copertura, per cui, diciamo, con i trasferimenti, con i soldi, diciamo, che arrivano da altre cose, in teoria la spazzatura non si potrebbe pagare. Se avessimo risorse la paghiamo perché anche quegli altri sono lavoratori e dobbiamo venire incontro pure ai lavoratori, ma non dovremmo pagarla, perché dovremmo pagarla con l'incasso della spazzatura. La situazione che lei ha appena accennato è, diciamo, post dichiarazione, diciamo, di insolvibilità che stiamo vedendo, no? Cioè, praticamente attualmente, ecco, nella gestione sindaco Ida Carmina a quanto ammonta il debito attuale che nel frattempo, diciamo, è lievitato? Allora, io il dato proprio preciso non lo so. Allora, intanto dobbiamo subito sottolineare che l'anticipazione di cassa, diciamo, è già tutta tolta a inizio anno, perché siccome l'anno precedente l'avevamo chiuso già con tutta l'anticipazione tutta utilizzata, allora funziona che quando poi tu ribalti l'annualità, la banca, diciamo, si ritira i soldi che ti ha anticipato e quando tu richiedi di nuovo la somma per l'anticipazione, la banca ti dà solo la disponibilità della differenza. Mi spiego meglio. Se noi abbiamo 6 milioni di anticipazione di cassa e al 31/12/2016 ne abbiamo utilizzati 5 milioni, faccio le cose. Nel momento in cui, diciamo, il 1° gennaio del 2017 la banca che cosa fa? Tu chiedi di nuovo con un atto deliberativo l'anticipazione di cassa che è pari a 6 milioni perché è uguale ai primi 3 titoli, c'è tutta una formula, esatto. Dopodiché però la banca dice, siccome tu te ne sei presi 5 milioni che devi rientrare perché non sei riuscito a rientrare, allora la banca ti dà i 6 milioni, si ritira i 5 milioni che tu hai lasciato indietro l'anno e ti dà una disponibilità di 1 milione. Cioè tu non è che inizi l'anno, l'amministrazione non è che ha iniziato l'anno con una disponibilità di anticipazione di cassa di 6 milioni, si è ritrovata con una disponibilità di cassa di 1 milione, ma dico 1 milione per dire era molto inferiore, giusto? Per cui non è riuscita, diciamo, cioè già è partita con l'handicap dell'anticipazione. I debiti che sono, diciamo, che possono essere emersi nel 2017, ma penso che sono gli stipendi, sono le 3 mensilità della spazzatura, sto parlando del 2017, non riusciamo a pagare la luce pubblica, non riusciamo a pagare le rette di ricovero, per cui, diciamo, anche la Betania, l'istituto che abbiamo qui a Porto Empedocle, i disabili psichici e mentali. Raggio di Sole, cooperativa Raggio di Sole. Non mi veniva. Per cui, diciamo,
Quindi facciamo una stima, non so, 500.000, va? 500.000 Euro. 500.000, guardi che è solo una mensilità degli stipendi. E quindi? Cioè noi paghiamo 400.000 dopo i Io tagli. dico il debito attualmente che ha il Comune con la nuova amministrazione dopo il dissesto a quanto ammonterebbe? 100.000 più, 100.000 meno. Ma penso che già siamo a circa 1 milione e mezzo. Cioè, penso, per i mesi del 2017. Ma 1 milione lo superiamo tranquillamente. E quindi come si può ovviare a questa? Ma l'ho detto poco fa, non si ovvia.